Allora, Presidente, a lei la parola. Avevamo detto quindi cercare delle modalità diverse, il professore diceva è sempre però la socialità l'elemento fondamentale, io provocavo dicendo ma forse con una proposta che ti appaga in sé per sé come proposta, forse tu vai anche oltre la socialità, è possibile ipotizzare una cosa del genere? Sì, sicuramente è possibile, naturalmente, però sta molto al cliente capire qual è la modalità più congeniale. Abbiamo sperimentato tutti il delivery, che era una cosa molto a macchia di leopardo, invece in primavera è stata l'unica opportunità di lavoro per diverse settimane. Quindi a questo tipo di servizio e all'asporto sicuramente bisognerà restare molto allenati, perché sono dei consumi che sono entrati nelle nostre abitudini e rimarranno. Perciò se il cliente si sente più a suo agio, si trova nella condizione di uscire a 2, a 3, a 4, non più di 6 in questo momento, lo farà. Altrimenti, se troverà congeniale stare a casa perché è più in sicurezza, perché ritiene che sia un'esperienza che vive più serenamente così, ecco che torneranno a fare da padrona ancora questo tipo di servizi, che comunque garantiscono anche ai ristoranti di lavorare. Quindi voi non siete contrari anche a questo? Assolutamente no, la FIPE ha lanciato in primavera un servizio proprio per la delivery, proprio ristoacasa.net, è stata una delle prime attività concrete svolte. Una delle attività concrete lanciate in questo periodo invece è un servizio di ascolto invece per il disagio, che in questo periodo si è verificato per i nostri colleghi, perché la categoria è pesantemente provata, ci sono problemi anche economici, oltre che proprio anche di lettura e di interpretazione dei decreti, perciò c'è un continuo stato anche di ansia. Recentemente è partito un servizio telefonico che si chiama Pronto Ci Sono. Della FIPE sempre? Della FIPE, nel sito di FIPE si entra e si vede proprio la pubblicità scorrendo tra le notizie più recenti. È un servizio che funziona in tutto il territorio del Veneto, in questo caso, e da ogni provincia si può telefonare, funziona 5 giorni alla settimana. In 3 giorni alla settimana si rispondono dalle 18 alle 21, per i restanti 2 giorni dalle 10 alle 13. Ed è rivolto agli imprenditori uomini, donne, che abbiano esigenza di sfogarsi, ok? Ci sono dei professionisti psicologi che rispondono e che raccolgono persone esperte nell'ascolto principalmente, che individueranno se è un problema di tipo economico, burocratico, dirotteranno agli uffici di FIPE. Se invece è un problema di tipo di disagio psicologico, emozionale, per restare in tema di emozioni, l'imprenditore sarà proprio seguito, se vorrà, da queste persone. È un bellissimo servizio, questo è anche estremamente importante e utile, come quello che abbiamo fatto degli imprenditori nel periodo post 2008, insomma, della crisi del 2010, esatto. Quindi importantissimo. Alla luce, quando diceva la Presidente, lei come valuta quindi queste iniziative, anche la domanda di prima che avevo fatto al professore, quindi accrescere l'esperienza? So che lei è in studia, elabora su queste cose. Allora, devo dire che il servizio offerto è molto interessante, siamo tutti differenti tra di noi, indubbiamente ci sono delle situazioni veramente drammatiche, quindi sempre però nella visione, diciamo, io cerco, per come sono conformato, sempre di guardare al post. Allora, se io dovessi essere preoccupato come cuoco oggi, prima di imprenditore, come cuoco, l'impresa, diciamo, la lascio fare un po' più a mia sorella che gestisce il locale con me. Il mio primo pensiero è relativo a quello che parlavamo prima, nel discorso che ho approntato prima, quindi del progetto della ristorazione sostenibile, era legato all'ambiente. Non vorrei cadere troppo nella poesia, però noi ci occupiamo io almeno personalmente, per professione, mi occupo prima di tutto di cibo, prima di essere imprenditore della ristorazione. E non dobbiamo dimenticare, e ci sono molte pubblicità adesso ad esempio che stanno sensibilizzando le persone stiamo attenti perché siamo molto incentrati sul Covid, però restano attive tutte le malattie, restano attivi tutti i problemi sociali che abbiamo, resta attivo l'inquinamento. L'ambiente, per quello che mi riguarda, è sempre il nostro primo fornitore di materia prima.
Se non rispettiamo questo, in questo periodo dove ci sono aumentate le sensibilità indubbiamente verso qualcosa di molto importante, ma non dobbiamo dimenticare tutto il resto, il futuro della ristorazione è veramente nel post-Covid, speriamo arrivi presto, sarà veramente in difficoltà. Perché? Cioè, in che aiuti a chi non è del settore a capire? Allora, lo traduco, io mi scuso perché sembro magari uscire da quelli che sono magari dei contesti molto importanti, ma che i suoi ospiti molto più preparati di me riescono a tradurre in maniera concreta, mentre io diciamo ragiono più da cuoco. Ma indubbiamente, allora, se l'altro anno uno dei termini più utilizzati dell'anno è stato resilienza, quest'anno probabilmente uno dei termini più utilizzati sarà sostenibilità. Magari è andato un po', diciamo, è tornato un po' nello sgabuzzino visto quello che sta succedendo. La sostenibilità sarà utilissima per chi vuol fare marketing con questo termine e ci sta. Però noi dobbiamo pensare alla ristorazione del futuro veramente, essendo, diciamo, chi fa questo mestiere deve essere conscio che senza una visione, diciamo, dell'ospitalità e della gestione, diciamo, di quello che è l'ambiente in una maniera preservante, ci troveremo con le mani in mano o le mani vuote per quello che riguarda non solo, diciamo, la continuazione del nostro mestiere, perché non riusciremo, arriveremo secondo me a una situazione di sintesi della ristorazione. Mentre tutto ciò che ci circonda, la materia prima, l'ambiente, è quello che poi, riprendo il discorso che facevo prima, ci dà quell'esclusiva, quell'unicità territoriale. Faccia un esempio. Una carta d'identità, diciamo, ogni territorio è una carta d'identità differente. Un esempio pratico che lei si trova ad, appunto, essendo lei dice cuoco, quindi lei è dietro le quinte, dietro i fornelli e ha questa, come viene la riflessione dalla scelta della materia prima, la tipologia di prodotto? Allora, siamo arrivati a un certo punto, posso capire che ogni ristoratore ha la sua esigenza, che il rischio è che creiamo qualcosa in serie, che non ci differenzia, e questo può essere una spada di Damocle per il nostro lavoro, perché se diventiamo tutti, diciamo, dei fast food, non abbiamo quell'unicità e non creiamo quel mercato di curiosità. Lei parlava di emozionalità prima, che ci garantisce a tutti di avere un'esclusiva che permette al cliente su ogni locale che entra di trovare una storia diversa, un percorso diverso. Certo. Quindi per quello che riguarda, diciamo, la mia situazione, io vengo da un territorio dove siamo molto vicini al mare, quindi c'è una cucina lagunare prettamente riconosciuta per quello che possono essere i pesci di basso fondale sabbioso piuttosto che i molluschi, pensiamo al grattinato alla veneziana, ma anche agli animali di bassa corte. Questo magari il territorio, diciamo, siciliano non ce l'ha, certo. Ma anche la stessa provincia di Rovigo, che confina con il mio territorio, piuttosto che il basso veneziano, hanno delle situazioni completamente differenti. Quindi puntare su questi, valorizzarli al massimo, questo si rispetta all'ambiente perché si è sul territorio, quindi ottimo. La diversificazione, certo, diciamo, è secondo me, futuribilmente parlando, un successo delle nostre imprese ristorative. E questo è un elemento emozionale, perché io entrando, assolutamente, mi emozione. Professore, che ne dice di questa? È una provocazione, però rientra nelle sue corde. Noi abbiamo bisogno, credo, di una moltitudine di modelli. Prenderei i due estremi. Abbiamo bisogno, e guardi, io ho portato per lei un pomodoro. Ah, ce l'avevi in tasca? Ce l'avevo in tasca. Mi sembra il mago di... Io le ho portato questo pomodoro. Questo pomodoro può essere un modello delle grandi commodity, delle grandi produzioni, le grandi estensioni di produzione che servono per produrre le grandi masse e che riescono attraverso questi grandi sistemi di produzione a essere efficienti, usare
poco petrolio, per semplificare, riescono quindi a ottimizzare la produzione, abbassare i prezzi, dare da mangiare alla popolazione. Abbiamo bisogno però, all'estremo opposto, di un altro modello, di un modello territoriale, un modello fatto dalle piccole realtà, fatto dai microsistemi, quelli che preservano la biodiversità, che preservano la ricchezza incredibile che poi il nostro territorio è emblema. Ecco, ma infatti, ma nel ristorante questo è il ristorante. Esatto. Questo è il ristorante, quindi abbiamo bisogno delle grandi sistemi di distribuzione, delle grandi catene che sono in grado di produrre, abbiamo bisogno della piccola realtà, della bettola di paese, del ristorante innovativo, del grande chef, che è in grado di valorizzare il piccolo prodotto, dietro al quale c'è tutta una ricchezza di professionalità, di persone, c'è una ricchezza di orti, c'è una ricchezza di giardini, dove c'è una biodiversità vegetale, animale, e quindi un'economia diversa che si muove. E quindi abbiamo bisogno di una moltitudine di sistemi che vanno da questi due estremi e ognuno ha il proprio valore. Qual è la differenza? Che il grande ha le risorse per poter svilupparsi, per poter gestire e per reagire a una crisi come questa in tempi rapidi. Il piccolo non ha queste risorse e quindi è necessario, io credo, la grandissima risorsa data dall'associazionismo, dalle associazioni, dai gruppi che sono in grado di fare massa critica e riescono a rispondere quindi alle situazioni di emergenza come queste, altrimenti rischiamo di creare un deserto, rischiamo di creare un deserto in quella che è la grandissima biodiversità che noi abbiamo. Presidente. La qualità, per agganciarmi a quanto ha detto il professor Tagliapietra e il collega, sicuramente la qualità paga sempre, ha pagato anche in questo periodo che abbiamo appena vissuto tra i due picchi. E tutte le attività che hanno proposto qualità, innovazione, un modello di comunicazione vincente, hanno lavorato bene e probabilmente assisteremo ad un divario sarà sempre più ampio probabilmente fra quelle attività che già prima dell'emergenza sanitaria erano un po' in difficoltà, magari poco inclini al cambiamento, all'innovazione anche digitale, tecnologica, nelle semplici ordinazioni, la gestione del magazzino, la gestione delle ordinazioni al tavolo e quindi poi del conto in cassa che diventa veloce, gli automatismi anche nei pagamenti, tante piccole cose che rendono alcune attività più veloci e più fruibili di altre. E questo probabilmente si accentuerà nel corso dei mesi che affronteremo, perché siamo solo al 20 di ottobre, quindi ci sarà un'invernata molto lunga davanti con parecchia incertezza. Ecco, probabilmente questo divario diventerà sempre più evidente. E comunque la qualità, sempre la qualità sia anche nei prodotti ma anche appunto nel rispetto, non si può assolutamente proporre qualche cosa che non sia ecologico e diciamo sostenibile come diceva il signor Siviero. Questo sono assolutamente d'accordo. Questi elementi contribuiranno tantissimo a determinare proprio la differenza fra quelli che sopravviveranno e che staranno nel mercato sicuramente anche dopo questa pandemia che speriamo che passi il prima possibile e quelli invece che magari per scelta o per anche generazione ecco, dell'imprenditore stesso che ci sta dietro all'attività. Sicuramente avrà maggiore difficoltà. Secondo lei è una questione anche di età, di generazione? Una generazione che è più disponibile a mettersi in discussione, a fare certe riflessioni, certe considerazioni, a fare un certo tipo di proposta che esce dagli schemi, oppure è un qualcosa di... No, è insito a mio avviso, è insito di persona in persona. Io, diciamo, ormai hanno cominciato a darmi del lei, qualcuno in cucina, ciò significa che sto andando, adesso ho raggiunto gli anta e quindi comincio già a preoccuparmi su questa cosa qua. E vedo nei giovani, almeno ragazzi che frequentano la mia cucina e che ho anche un turnover abbastanza attivo, non in tutti una sensibilizzazione verso questa cosa qui. E di questo, devo essere sincero, sono molto preoccupato. Perché poi... Ma vengono fuori dalle scuole?
Non propriamente, la grossa crisi ha aperto secondo me una nuova branchia di risorse umane legate un po' a quello che poteva essere una passione. Ho avuto diversi casi di persone che avevano perso il lavoro nella crisi del 2008-2010 e che si sono rigenerate, magari facendo dei corsi professionali con attestato, in quello che era una passione, portarla a far diventare una professione. Ma devo dire la verità, poi i migliori che ho avuto erano persone convinte e che non avevano fatto istituti alberghieri o scuole professionali, avevano un'idea ben precisa su quello che volevano fare. Però, tornando a pie pari sul discorso che lei sul quale diciamo mi chiedeva prima, indubbiamente il fatto del rispetto generalizzato di tutto quello che è dai rapporti interpersonali all'approccio alla materia prima, a quello che noi mettiamo dentro il nostro organismo, vedo che è tutto molto facilitato, soprattutto nei ragazzi più giovani, quindi io adesso vedo la fascia 20-30 anni, e questo è molto preoccupante. Forse magari ci arriveranno con gli anni, perché non è che c'è un'esperienza che si matura. Noi io parlo per me, non sono stato distratto da altre cose, ma indubbiamente poi si riversa tutto in quello che può essere quel calderone di cui si parlava prima, quindi la nostra vera, diciamo, risorsa, parlando di futuro, di ristorazione, quello che poi fa la differenza, no? Nei piatti che mettiamo, perché alla fine il vero chef, come si dice adesso, il vero cuoco, non sono propriamente io, ma è chi mi dà una mano a produrre quello che poi io metto in tavola. E io ho un sacco di persone che stanno dietro al mio lavoro che magari non sono presenti in cucina. Quindi lei dice l'alta qualità del prodotto. Assolutamente, fa già la differenza. Una volta un mio maestro mi diceva: ricordati che la salubrità e la selezione saranno probabilmente i must da qui ai prossimi 20 anni. Ormai la selezione è diventata parte fondante del nostro mestiere. Quando hai selezionato una grande materia prima hai già fatto probabilmente 3/4 del lavoro. Io continuo a essere molto poetico. Il professore prima diciamo, esaminava la questione pomodoro, no? Si parlava prima di tessuto sociale di questi piccoli produttori, ma se noi garantiamo a loro, comprando queste materie prime, la sopravvivenza, intanto continueremo a avere quelle meraviglie lì. Certo. Io le chiamo le meravigliezze della natura, ma poi loro sono anche potenzialmente dei clienti che vengono a mangiare da noi. E quindi è un cerchio di positività, di continuazione. Ecco, per tornare su questo, adesso voglio chiedere una domanda al professore, un attimo abbiamo la pubblicità che incombe, quindi andiamo in pubblicità, poi torniamo insieme e facciamo un ulteriore passaggio in avanti.